Avete mai sentito parlare di Giambattista Tiepolo? Sapete chi era Andrea Palladio? Anni e anni di scuola e forse non li avete mai incrociati nei libri. Questo perché naturalmente a scuola si fa la storia con la S maiuscola, ma i personaggi che ho appena nominato sono protagonisti dell'arte e dell'architettura e, in epoche diverse, di quella meravigliosa Repubblica di Venezia, la Serenissima. Questa sì penso che l'abbiate sentita nominare, Repubblica Marinara, padrona per secoli del Mediterraneo, ma che infine nella terraferma trovò le risorse per mantenersi viva per molti anni. Ed in questi giorni, con una serie di appuntamenti nell'evento Venezia da Terra, divisi tra Noventa Vicentina, Campiglia e Orgiano, si celebrano proprio i fasti di quella Venezia, apparentemente minore ma ricca di storia e di storie, tutte da raccontare. Perché è importante un festival della storia oggi? Perché c'è bisogno di creare una continuità, creare un ponte fra quello che è il mondo dell'alta ricerca scientifica, quindi il mondo dell'università e della ricerca, e i territori. Gli storici si occupano di storia del territorio, ogni storia è localizzata in qualche luogo. Alle volte questi nostri studi, così anche raffinati alle volte, fanno fatica ad entrare in contatto col territorio, e da questo questa idea, creare un festival che porti la storia sul territorio. La storia credo che sia una disciplina che ci aiuta a comprendere non tanto il presente, ma come essere cittadini attivi nella società. Il passato non insegna tantissimo, però ci dà dei mezzi per sviluppare il nostro senso critico, e penso che questa sia una ragione ottima per fare in questo territorio un festival di storia. Giambattista Tiepolo, Andrea Palladio. Le ville venete sono solo alcuni dei protagonisti dell'arte e dell'architettura di cui tutto il Veneto ed in particolare il territorio vicentino è ricco, ma che noi studenti, pur essendo proprio di questo territorio, difficilmente incontriamo nei libri di scuola. Perché secondo lei? Perché secondo me la storia di questi manufatti architettonici, di queste opere d'arte eccezionali studiate in tutto il mondo, deve un po' tornare a essere collocata sulla storia del territorio. La villa sì è un manufatto artistico, è un luogo che ora andiamo a visitare, ma non è solo quello. La villa ha tanta storia, la villa è forse l'edificio che più segna il territorio veneto e il territorio delle nostre comunità, anche da un punto di vista sociale, economico e da un punto di vista culturale. Ecco, uno degli obiettivi del nostro festival Venezia da Terra è proprio questo, andare a raccontare i luoghi nei luoghi per far capire quanto siano importanti per la storia delle comunità e dei territori. Ma forse non è ancora arrivato bene il messaggio, non tanto ai docenti che sono bravissimi e nemmeno a voi che avete alcuna colpa in merito, forse davvero le istituzioni pubbliche devono fare in modo che i territori diventino parte integrante dei programmi anche di storia, perché prima formiamo la consapevolezza e la coscienza su ciò che abbiamo vicino e più possiamo prenderci cura di tutto il nostro pianeta. Questo mi sembra un dato fondamentale. Programmi TV, video su YouTube, riviste, sembrano che ultimamente la divulgazione della storia abbia un certo successo, ma sui libri di scuola gli studenti non si sono ancora convinti della sua utilità. Cosa direbbe per convincere noi studenti a studiare appunto la storia? Ma io opterei per una soluzione molto empirica. Io vi prenderei e vi porterei in archivio con me, vi farei vedere
qual è l'officina dello storico, perché c'è lavoro dietro alla nostra attività, che è un lavoro che certo prevede la scrittura di libri, di articoli scientifici, ma è soprattutto un lavoro di ricerca. Ecco, forse bisognerebbe tornare a quello che è l'origine del lavoro del storico, che è per l'appunto la ricerca, e mostrare che c'è questo dietro. Questa domanda è veramente difficile, è vero, c'è una grande fortuna dei temi storici nella televisione, nella radio, nei podcast, e si fa ancora molta fatica a digerire la storia in classe, dal banco, leggendo il manuale. Questo credo perché viene esposto il tema storiografico, storico in generale, in maniera molto antiquata e paludata. C'è un modo più avvincente di trattare i temi storici che si possono appoggiare ad esempio ai mezzi audiovisivi, a quelli radio e al gaming, piuttosto che a altre discipline ausiliari che ci possono aiutare a renderlo un po' più digeribile, con la premessa che non è necessario studiarlo. Ecco. Venezia nel 1630 era una città che viveva di commercio principalmente e non poteva rinunciare alle sue attività. Oggi invece vive di turismo. Quali insegnamenti possono venire dalla Venezia del 1630 per la gestione del Covid del 2020? Io non so fino a che punto la storia sia veramente insegnante di qualcosa, no? Se è insegnante o un'insegnante cattiva, perché molto spesso vediamo come determinati fenomeni si ripetono nei secoli. Certo che al netto di tutto, ed è quello che un po' abbiamo tentato di fare questa sera con questa nostra serata, con questa nostra chiacchierata, c'è una necessità di riflettere sul presente, capendo le radici profonde di certi fenomeni e quindi andando ad indagare il passato. Non sono così convinto che troveremo delle risposte in questo passato, ma soprattutto sono sicuro di questo, che troveremo delle domande. E forse è questo ciò di cui abbiamo più bisogno, di iniziare a farci delle domande anche sul presente che stiamo vivendo. E queste domande forse il passato può aiutare a definirle meglio. È difficile fare un paragone. Quello che successe nel 1630 fu estremamente più pericoloso e grave di quello che sta accadendo ora. Sarebbe stato letteralmente impossibile entrare nella città, quindi quello che forse ci insegna di più, ma lo impariamo noi con la nostra testa, è che dobbiamo evitare in questa fase di ricadere in errori banali, come per esempio l'assembramento oppure una promiscuità in luoghi chiusi, che in questo momento invernale che ha alle porte è davvero rischioso. Questo sì, questo è un insegnamento che anche le pestilenze antiche possono dare. Va bene, grazie. Perché è importante un festival della storia oggi? Perché è importante parlare di storia in questo momento. Viviamo in un'epoca in cui la comunicazione è tutto, ma ci siamo dimenticati di quello che siamo veramente, della nostra identità, dei nostri valori. Allora è necessario tornare nel passato, capire chi siamo stati, studiare la nostra storia per davvero tornare a quella che è la nostra identità, a quello che è l'essere umano, l'importanza della persona, che in questo momento di comunicazione superficiale purtroppo stiamo perdendo. I nostri territori sono ricchi di testimonianze architettoniche e artistiche spesso abbandonate o non curate, ma è una eredità culturale verso la quale tutti siamo responsabili. Lei, come amministratore, cosa suggerirebbe per valorizzare questo enorme patrimonio culturale? La tutela e la cura del nostro patrimonio artistico e architettonico parte prima di tutto dalla cultura e dall'istruzione, perché è necessario capire il valore della ricchezza che noi possediamo per potercene prendere cura e per poterla salvaguardare. E poi è importante il ruolo dei privati, dei proprietari, che devono capire che oltre al restauro dei loro beni è necessario dare loro una nuova destinazione d'uso per poterli rendere ancora vivi e per poter permettere a questi stessi beni di continuare a vivere nel futuro. Gli amministratori pubblici, le amministrazioni pubbliche, in questo senso devono aiutare i privati a trovare le risorse necessarie per compiere queste operazioni. Abbiamo sentito il racconto di come si viveva nella Repubblica di Venezia durante la peste del 1630. Lei, come sindaco, come ha gestito e come sta vivendo questa esperienza del Covid-19? Ha trovato qualche analogia?
La difficoltà maggiore che ho riscontrato in questo periodo di emergenza sanitaria è stata probabilmente la reticenza dei cittadini a rispettare le regole, ad accettare le restrizioni che sono state imposte per la loro salute, che probabilmente non sono state capite e quindi sono state viste solamente come foriere di disagio e non come un mezzo per appunto tutelare la salute pubblica. In questo senso c'è un'analogia anche con il passato, cioè il tentativo di negare l'epidemia, di negare il problema fino a che appunto questo problema non scoppia in tutta la sua gravità. Un'altra analogia potrebbe essere vista nella morbosa attenzione ai numeri, alle statistiche, ai morti. Come abbiamo visto dalla redazione che hanno fatto gli storici sabato pomeriggio, c'è stata sin da allora questa esigenza quasi di rendicontare il bilancio, di fare il bilancio di quelle che sono state le vittime della pestilenza. Questa che abbiamo appena seguito è stato solo uno dei tanti appuntamenti che in questi giorni si stanno svolgendo nei comuni di Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore e Orgiano, nell'ambito del Festival Venezia da Terra, un festival all'insegna della storia e soprattutto nell'immenso patrimonio artistico, architettonico, culturale e sociale che il nostro territorio conserva e che spetta a noi conservare. Per tutti gli appuntamenti e per segnarlo in agenda anche per il prossimo anno, andate su www.veneziadaterra.it. Ciao e alla prossima!